Buongiorno, sono Eva Liberalato, sono oggi all'Hotel Fior insieme al deputato d'Inca Federico e siamo venuti a conoscere e a parlare con i risparmiatori della Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, i truffati come noi dalla questione delle banche. Vuoi dirci, Federico, qualcosa su È una questa? giornata come sempre, sai, quando ci sono 300 persone che hanno sofferto per questa grandissima truffa ai danni del risparmio, che è una fonte incredibile di sostentamento, di una visione per il futuro, risparmio che andava a dare ai figli per poter avere un'istruzione migliore, per poter avere una casa. Trovi di fronte a persone che hanno sofferto un dolore enorme. Bene, di fronte a questo dolore il Movimento 5 Stelle risponde con la volontà ferrea di portare persone capaci e competenti, come Eva Liberalato, all'interno del Parlamento italiano. Però per far questo non è una cosa semplicissima, sai che tu Eva l'hai visto, molte persone sono indecise, molte persone hanno il desiderio di voler cambiare ma non sanno come farlo. Bene, noi abbiamo detto oggi che la parola migliore da poter usare in questo contesto è aiutiamoci uno con l'altro. E allora aiutiamoci anche a far sì che queste persone oggi hanno compreso che è importante convincere un indeciso, e lo dico anche a voi tutti, convincere una persona che oggi ancora non sa chi votare, non si fida. Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo riuscire a risarcire queste persone truffate da parte delle banche, e per farlo però occorre l'aiuto da parte di tutte quante le persone per portare, oggi c'era Andrea Arman, Eva Liberalato all'interno delle istituzioni, e con le loro competenze e capacità possono legiferare nella maniera corretta, vero Eva? Sì, io ho vissuto fino adesso il territorio, sono una dei truffati insieme alla mia famiglia e ho dato il mio contributo per quello che ho potuto all'interno del centro SOS Cittadino, un centro creato proprio per dare un ausilio a queste persone che avevano difficoltà a trovare un referente diretto a cui rivolgersi per i problemi bancari. Quindi abbiamo dato una prima consulenza di massima, indirizzando poi verso le associazioni, verso i grossi gruppi, per potersi costituire all'interno dei processi penali. Adesso mi viene data la possibilità di puntare più in alto, di poter pensare di entrare in Parlamento per poter fare qualcosa di più concreto, perché questo dramma che ha toccato tutti noi non si debba più ripetere sulla pelle di nessun cittadino. Fantastico, portare le persone capaci e competenti all'interno del nostro Parlamento. Questa è la grande missione del Movimento 5 Stelle, aiutiamoci a poterlo fare insieme.